verificavo anche nell'analisi degli interventi che hanno aperto questa giornata di lavoro una sorta di doppia faccia da parte dell'organizzazione. È una vecchia storia, diciamo, non è una novità, ed è una cosa che però dobbiamo fare un tentativo per superare. Da un lato gli interventi sui grandi temi, che è proprio dell'ufficio studi magari, cioè i discorsi sulla Costituente sarda, i discorsi relativi al quadro, diciamo così, generale, quello in cui più politico, ecco, in cui si inserisce il lavoro sindacale, dall'altro l'operatività concreta, quotidiana, dal giorno per giorno, con cui i lavoratori, i quadri sindacali, pochi per la verità, ma comunque sempre presenti, operano giorno per giorno. Dalla consulenza spicciola al lavoratore che si presenta lì con una questione, un problema pensionistico, a quella dell'avvertenza perché c'è una multa di 2 o 3 ore di sospensione al lavoro, eccetera, eccetera. Ora, questo sindacato non riesce a coordinare, a costruire un percorso che saldi le due questioni, cioè non riesce a tradurre la questione sarda in questione operativa dentro il mondo del lavoro, anche perché sostanzialmente il livello di analisi che anche noi facciamo è carente su questo, cioè abbiamo ancora bisogno di affrontare bene la questione della componente, chiamiamola di classe, della società sarda. Mi fermo un attimo per precisare di che si tratta, perché questo non è ininfluente anche rispetto alla questione della Costituente. In Sardegna noi oggi abbiamo una borghesia interna, compradora, l'abbiamo detto, però è rimasta una formula. Capiamo bene che significa. Significa che 15 famiglie, sto parlando di famiglie in Sardegna, detengono gran parte della ricchezza interna e sono prevalentemente palazzinari, lavorano sulla speculazione edilizia. Possiamo fare anche nomi e cognomi. Ruotano attorno al palazzo della regione, quindi c'è un intreccio in sostanza di complicità che vanno da chi detiene il capitale accumulato negli anni 60 e che arriva fino ad oggi, e quelli che poi decidono le politiche urbanistiche. Gli affari in Sardegna si fanno su questo. Ovviamente potete capire che è una tipica espressione da sottosviluppo da paese del terzo mondo, questa è una realtà. Tutto il resto dell'economia è dipendente dall'esterno. Chi va al mercato sa benissimo che compriamo l'insalata olandese, sa benissimo che di prodotto ossato c'è per poco, al di là della propaganda che vogliamo fare. Che il turismo quest'anno ha subito, ad esempio soprattutto nell'area meridionale, una contrazione, al di là di tutta la prosopopea, diciamo, sullo sviluppo di questo tipo di attività. Per il resto la Sardegna ha ripreso la propria funzione di mercato del lavoro, di esercito industriale di riserva, come si diceva un tempo, cioè di fabbrica di immigrati. Sempre più spesso i giovani, quindi le energie più vitali, prendono la via dell'emigrazione. È uno stillicidio, non è la grande massa dell'emigrazione degli anni 60-70, primi anni 70, ma è comunque una perdita di risorse intellettuali e di risorse economiche. Su questa questione però noi dobbiamo avere una proposta che ci consenta di costruire il lavoro quotidiano che facciamo nelle nostre sedi sindacali e nei posti di lavoro dove siamo presenti e dove abbiamo dei quadri attivi, con questa visione più generale di una realtà economica debole, fragile, ma non solo, che negli ultimi decenni non è migliorato il proprio livello di indipendenza, ma è stata sempre più diciamo, soffocata. Non dico questo, non solo dalla presenza del capitale esterno, eccetera. No, io pongo l'accento, e lo vorrei fare anche, visto che abbiamo la presenza anche di alcuni ospiti, perché non sono organicamente inseriti in attività sindacale, che su queste tematiche hanno sempre lavorato. Dicevo, il problema che vogliamo porre in rilievo è la presenza di questa classe politica sarda e questa classe imprenditoriale che abbiamo in Sardegna, che costituisce oggi il tappo, diciamo, che impedisce lo sviluppo della Sardegna. Cioè sono quelli che gestiscono i contributi europei, parlo poi di cose concrete adesso, no? Scendo dal teorico al concreto. I contributi europei, 12.000 miliardi nel sessennio 2000-2006,
i finanziamenti interni, quelli propri della regione, e i trasferimenti statali. Attraverso il reticolo clientelare dei signori con la valigetta, questi si disperdono in mille rivoli che vanno ad alimentare ancora una volta l'accumulazione di capitale di Angelo Dicciotti. Vedevo un invito proprio a darsi una mossa, a darsi una scossa come sindacato. Il senso della riunione di oggi è questo, cioè riprendiamo a vivere in mezzo alla gente nelle piazze. Ci saranno manifestazioni, ad esempio, sull'articolo 18. Saranno adesso a marzo, il 25 marzo e il 5 aprile. Ecco, una proposta: perché non cominciamo a fare una raccolta di fondi fra di noi per mandare una delegazione che a Roma porti la voce della CSS come adesione, anche se simbolica, adesione a questa manifestazione nazionale? Perché non dobbiamo dircelo tra di noi che siamo contro la modifica dell'articolo 18 perché così si realizzerebbe il licenziamento dei lavoratori che senza giusta causa. E questo lo sappiamo già, è inutile ce lo ripetiamo tra di noi. Dobbiamo far pesare questa cosa in piazza, con una presenza significativa. Ma su tutte le altre questioni dobbiamo avere lo stesso tipo di capacità, cioè la capacità di essere punto di riferimento, la capacità di proiettare all'esterno le nostre posizioni su queste questioni. Gli altri aspetti sono stati posti, ma via via vedo che emergono. Se ci fermiamo, come piccolo sindacato diceva Avis prima, lo ribadisco solamente, non per ripetere, ma semplicemente per ricordare, se noi stiamo fermi siamo destinati a sfilacciarci. Noi un sindacato che si sfilaccia, che non ha organizzazione interna e più movimento, e io dicevo questa è una delle tare ereditarie che ci siamo trascinati da un vizi d'origine di questo sindacato. Poteva essere un punto di forza quando il movimento era forte, ma oggi, e non da oggi, da diversi anni, è uno dei suoi elementi di debolezza strutturale. Siamo incapaci di costruire un progetto. Qua e là abbiamo qualche presenza, ma sono a livelli di resistenza. Io credo che dobbiamo superare questa fase di precarietà, di sfilacciamento degli elementi organizzativi e rilanciare i movimenti, rilanciare le azioni. Anche come l'esempio che si faceva prima in settori nuovi, come quello dell'assistenza agli anziani, ma io penso anche a tante altre realtà. È sufficiente avere un quadro sindacale preparato, che sappia almeno leggere il suo contratto di lavoro e che sia punto di riferimento per i compagni di lavoro, si crea il movimento. Lì la CSS comincia ad avere un ruolo. In moltissime realtà, sui tanti lavoratori dipendenti che abbiamo in Sardegna, noi siamo degli sconosciuti. E non è possibile che il sindacalismo di base, come che noi vogliamo rappresentare, con connotazioni forti rispetto alla questione sarda, anzi come secondo pilastro, diciamo così, della nostra costruzione, non abbia questo rapporto. Per cui, cosa che sto dicendo da più di un anno, gli ambulanti bisogna che scendano in piazza, non possono più stare lì ad aspettare che l'assessore Frongia continui a rigirare la patata che ha presentato in Consiglio regionale la sua legge, che è il Consiglio regionale che non opera e via di seguito. Non è possibile, si vada davanti e sotto il palazzo della regione, perché solo così questa classe politica si smuove e si riesce a obbligarla a svolgere almeno un ruolo favorevole ai lavoratori. E così gli altri, insomma, è dall'insieme di queste vertenze che si costruisce il sindacato. Il sindacato non può essere costruito sulla base di semplici discorsi teorici o sul fatto del dire ci siamo, non basta dirlo, bisogna esserci, insomma. Grazie.